Eccoci al terzo capitolo, emozioni e sfera pubblica. L'apparizione delle emozioni nella sfera pubblica potrebbe rappresentare un problema se si considera esclusivamente il loro carattere irrazionale e ariflessivo che ha portato al verificarsi di numerose tragedie collettive, in cui i leader di gruppi hanno veicolato tra seguaci e sottoposti la diffusione di emozioni negative e la conseguente messa in atto di azioni violente e distruttive, via di guerre, violenze, genocidi, razzismo, eccetera. In tal senso la mia tesi è che le emozioni siano risorse culturali per dialogare e agire all'interno della sfera pubblica, possibilità di incontro, comunicazione e comprensione con l'altro e dell'altrui argomentazione. In tal senso le emozioni permettono, se maneggiate con intelligenza, un perfezionamento dell'argomentazione stessa. Le emozioni, sia quelle positive che negative, possono rappresentare delle risorse per arricchire e approfondire l'argomentazione razionale. Non si configurano soltanto come generatrici di un presunto coinvolgimento emotivo, generatore di indiscrezione e annullamento di distanza nelle conversazioni. Attraverso la manifestazione e condivisione del sentire è anche possibile produrre un discorso razionale e emozionale che può dare vita ad azioni sociali incidenti sulle strutture della società. Emozioni che svolgono il ruolo di sostegno e supporto all'argomentazione razionale. È quello che si è verificato in una serie di recenti eventi che andrò ad analizzare come sostegno empirico alla mia tesi. Paragrafetto. Sfera pubblica. Da Habermas oltre Habermas. Il termine sfera pubblica, molto veicolato sia nei discorsi comuni che in quelli scientifici, viene oggi forse utilizzato con troppa elasticità. Credo sia importante provare a fare chiarezza mostrando altresì alcuni esempi contemporanei di quella che definirei sfera pubblica emozionale, cioè, ossia una forma di socialità e di agire sociale collettivo in cui le emozioni giocano un ruolo fondamentale, principalmente nelle interazioni faccia a faccia. Come noto, in Storia e critica dell'opinione pubblica, Jürgen Habermas forma il concetto di sfera pubblica Öffentlichkeit, intendendo uno spazio in cui gli individui formalmente liberi dialogano razionalmente su argomenti di rilevanza collettiva, sottoponendo il loro giudizio, la loro proposta o la loro opinione al vaglio intersoggettivo. La sfera pubblica habermasiana è quella che prende forma e si articola nei salotti, nei club, nei circoli, nelle associazioni, soprattutto nei caffè del 600 e 700 in Inghilterra. Era l'epoca in cui iniziavano ad apparire le prime crepe nel sistema del diritto di ascrizione e questi luoghi fornivano a tutti, almeno in linea teorica, la possibilità di prendere la parola ed esprimere la propria opinione. La sfera pubblica si è evoluta nel tempo con forme e modalità differenti a seconda dei contesti e lo stesso Habermas ha preso atto delle critiche rivolte al concetto iniziale formulato, modificandolo leggermente nei lavori successivi. Resta il fatto che la sfera pubblica sia uno spazio discorsivo e relazionale, in cui insiemi di individui si incontrano, si informano, si relazionano l'un l'altro attraverso l'utilizzo di un linguaggio condiviso. La sfera è pubblica perché, primo, sono pubblici gli argomenti di cui si discute, o diventano tali nel momento in cui se ne discute, e secondo, sono offerte a un pubblico, a un terzo che interviene, giudica anche e aiuta a valutare. Non è quindi un puro spazio delle opinioni, in cui tutti possono dire la loro senza produrre argomentazioni o proposte all'azione. Tuttavia al suo interno prende forma un processo di comunicazione che forma opinioni e proposte critiche, costruttive, orientate alla risoluzione di un problema comune. Anche per questi motivi mi è utile prendere a prestito le modificazioni che il concetto ha prodotto l'analisi di Privitera. Nella sfera pubblica i soggetti partecipanti si danno da fare per proporre soluzioni a eventuali problemi o condividono le loro opinioni su un fatto inerente al bene comune e dunque dalla rilevanza collettiva. Essa dunque ha a che fare con tutte le condizioni che ci aiutano a farci un'opinione ragionata assieme ad altri su problemi di interesse generale. Fermiamoci qui per il momento e vediamo come aggiornare ulteriormente il concetto, concentrandoci sul ruolo svolto dalle emozioni. Per procedere in tal senso credo sia significativo passare in rassegna alcune forme di azione sociale collettiva verificatesi negli ultimi 5 anni in Calabria. Allora, adesso leggiamo la sfera pubblica in Calabria che resiste. Perché voglio concentrare l'analisi proprio in questa regione? Ci si potrebbe domandare. La risposta mi risulta immediata, perché la Calabria e i calabresi
sono spesso etichettati dai media e dall'opinione pubblica in termini negativi. Terra dell''ndrangheta, palude dei legami clientelari, antro del voto di scambio, fonte di provincialismo e analfabetismo, ambiente caratterizzato da immobilismo sociale e scarsissima partecipazione civica. Ecco, gli eventi che andrò ad analizzare ci permettono di considerare queste etichette negative come non sempre rappresentative. Inoltre, esse si configurano per la mia indagine come studi di casi utili anche per confutare alcune tesi più generali sulla sfera pubblica faccia a faccia, che la identificano come vuota e invivibile o in forte declino. Dunque, la sfera pubblica in Calabria è viva, essa ci racconta storie e percorsi di individui che conversano a proposito della cosa pubblica, che si informano, che incontrano politici e amministratori locali, che arrivano a mettere in atto pratiche di resistenza. Tale forma di socialità emerge sia nei luoghi virtuali, con Facebook a fare da padrone, con la duplice possibilità di informazione e conversazione offerte da chat e bacheche personali, sia in luoghi fisici, piazze, vicoli dei quartieri, salone del parrucchiere, caffè. I sociologi definiscono questi ultimi spazi come luoghi terzi, secondo la definizione coniata dallo studioso statunitense Ray Oldenburg, ossia spazi di interazione a metà tra l'ambito privato familiare e quello pubblico professionale. Sono luoghi in cui la caratteristica saliente è di essere spazi aperti a una società informale. Sono spazi interstiziali e possono svolgere una pluralità di funzioni. Spazi il cui ingresso è pubblico, in cui si incontrano altre persone, si discute, si ottengono informazioni, si sbrigano faccende personali, domestiche, familiari o professionali. Insomma, luoghi in cui si interagisce e spesso si conversa. I dati ISTAT nell'altra categoria bar caffè dicono che dunque, mentre in Italia si passa da 113.000 a 122.000, incremento del 23%, nell'area urbana cosentina si è avuto un incremento di quasi il 400%. Mamma mia! Tutti questi percentuali non mi interessano, andiamo avanti. Non saprei fornire una risposta dirimente a tale esplosione di caffè nell'area urbana cosentina. Quello che invece mi interessa è riflettere su come luoghi terzi, e non solo, forniscono ospitalità ai cittadini passanti e spesso generano forme di sfera pubblica. Ecco, vediamo, nuovo paragrafo, resistenti perché senzienti, sfere pubbliche emozionali. Nel 1986, a proposito del contesto calabrese, Renate Siebert scrisse: in Calabria in realtà la sfera pubblica esiste e non esiste. Esiste nella misura in cui anche qui funzionano le istituzioni pubbliche. Esiste formalmente, le istituzioni pubbliche testimoniano la venuta integrazione nello Stato nazionale, ma per altri versi la gente non sembra identificarsi con il pubblico, non esiste la consapevolezza che la cosa pubblica sia contemporaneamente propria e di altri. Dal 1986 ad oggi, diciamo 25 anni dopo, le cose sembrano essersi modificate, nel senso che di una diversa sfera pubblica possiamo parlare, facendo riferimento ai seguenti eventi verificatisi sul territorio calabrese nell'ultimo lustro. Il 25 settembre del 2010 circa 40.000 persone scendono in piazza Reggio Calabria per manifestare contro l''ndrangheta. L'evento all''ndrangheta è organizzato principalmente dal giornale Il Quotidiano della Calabria, che lancia la proposta e crea uno spazio discorsivo quotidiano, una sfera pubblica mediata, all'indomani dell'attentato subito dal procuratore generale Calabria Salvatore Di Landro. Quel giorno nelle strade di Reggio sfilano molte quelle persone che avevano discusso dell'evento sulle pagine del quotidiano, così come su altri media, e di certo nei luoghi terzi calabresi, e non solo in quelli. Sfilano membri delle associazioni, dei movimenti, dei sindacati, degli ordini professionali, ma sfilano anche molti studenti calabresi. Ci sono anche il vice sindaco del comune di Pollica, poi i genitori di Domenico Gabriele, un bambino ucciso per errore in un campo di calcetto calabrese a Crotone durante una sparatoria. Sfilano tutti informati dei fatti, partecipanti emozionalmente e razionalmente a un fenomeno della mafia che pesa sulle sorti del Mezzogiorno, al quale non si vuole cedere. E provare a reagire insieme è più facile perché le emozioni negative percepite di fronte a omicidi e attentati, emozioni che potrebbero condurre l'individuo verso forme di estrema aggressività o di repressività, vengono trasformate in emozioni positive attraverso il dialogo, la preparazione dell'evento, il vissuto del momento stesso, che permette ai partecipanti una manifestazione emozionale individuale e collettiva, e una condivisione emozionale collettiva, nonché una risposta civile e razionale agli atti terroristici.
La sfera pubblica si crea così attraverso l'interazione discorsiva, mediata dal giornale o faccia a faccia, e la condivisione di emozioni prima, durante e dopo la manifestazione di reggio. La sfera pubblica è emozionale, do, posso perché dalle emozioni condivise dai partecipanti alle varie forme di dialogo essa si rinnova, si moltiplica, trae nuova linfa. Le argomentazioni si modificano e articolano anche attraverso gli stati emozionali provati dai soggetti durante quelle settimane secondo la modificazione subita dagli stessi. Riassumerei l'evento attraverso il seguente schema provvisorio. Argomentazione razionale, emozione provata individualmente, condivisione dell'emozione, emozione individuale modificata, modifica delle argomentazioni. Il 7 maggio del 2012 fa la sua apparizione nel pubblico un movimento di nome OIL, acronimo che sta a significare oltre il labirinto, dove per labirinto è da intendersi precariato e senza uscita che attanaglia migliaia di giovani calabresi. Il movimento si incontra in un teatro della città, ma nasce in rete come il Mondo di Lucia, un gruppo di discussione che ricorda il suicidio di una ragazza cosentina 28enne che, licenziata da un lavoro già precario, decide di togliersi la vita. La toccante lettera che la madre Lucia invia ai media calabresi, e subito ripresa da quelli nazionali, dà il via a un moto di indignazione civile che trova uno dei suoi culmini nelle azioni messe in atto dal movimento. Ad esempio, genera molta discussione pubblica il flash mob che il 7 maggio i giovani promotori di OIL mettono in atto in piazza 20 settembre a Cosenza. Un gruppo di ragazzi si sdraia per terra in silenzio disegnando con i corpi la scritta OIL. Nel mentre una ragazza prende la parola e chiarisce il perché di quel flash mob e il senso di quel movimento, oltre a ricordare la lettera della madre di Lucia. Alfredo Spravieri racconta quel periodo parlando chiaramente di sfera pubblica. Da quell'esperienza di piazza però il movimento è mutato, si è compresso ed espanso a velocità variabili fra la lente incudine democratica delle assemblee pubbliche e l'autoritario martello decisionale di Facebook, crea nuovi legami, ne rompe di precedenti e quindi muta. Un caso particolare di sfera pubblica che ha attratto la curiosità di tantissimi, i politici sì, i politici no, il primo banco di prova di un gruppo che col passare del tempo si è dimostrato un interlocutore politico e culturale più credibile dei partiti, un medium più accattivante dei giornali. Nel cantiere estivo di questi creativi ribolle un sito internet e altre iniziative per sostenere un diverso utilizzo della cultura. Non ci ho capito niente. C'è qualcosa scritto in piccolino, pagina 71, se ti interessa te lo leggi lì. Adesso riprendo il discorso. A quella manifestazione in piazza seguono riunioni e conversazioni in teatro e sul gruppo creato da Facebook e seguito da migliaia di utenti. Ancora, la sfera pubblica è già presente per discutere del problema di interesse collettivo precariato, che assume toni drammatici in Calabria, subisce una scossa e con l'arrivo dell'emozione indignazione provocata dal suicidio di Lucia e soprattutto dalla lettera della madre Lucia che viene molto veicolata dai media. Le emozioni provate dai partecipanti alle sfere pubbliche generate dalla lettera della madre Lucia sono ambivalenti. Da una parte sconcerto e delusione per la situazione di tanti ragazzi illusi da anni di studio e impegno, convinti di poter sedurre il futuro con lo studio delle competenze. Dall'altra una indignazione che spinge all'azione, per lo stato di apatia in cui versa la società italiana, in cui pochi fanno sentire la propria voce, manifestano, scrivono, si attivano per modificare l'attuale stato delle cose e nello stesso tempo per una classe politica e amministrativa incapace di porre soluzione al problema. La sfera pubblica trae energia proprio dall'emozione e indignazione, poiché si verifica un moltiplicarsi di argomentazioni e discussioni sulla questione precariato, la quale rappresenta un problema collettivo, mancanza di posti di lavoro in Calabria, nonché un tema morale. Di solito se ci si indigna è perché capita un evento che si ritiene contrario alla propria morale, che lede la dignità della persona. Un mormorio, una sorta di voce della coscienza, un misto di passione e razionalità che dovrebbe condurre a dire non ci sto. L'indignazione come precondizione all'azione. Quando mi indigno dovrei manifestare pubblicamente la mia contrarietà, dire no, agire. Da spettatore divenire attore. Come ha scritto Gabriele Tornatori, chi si indigna di fronte alla lesione della dignità altrui si indigna perché sente lesa innanzitutto la propria dignità e perché vuole affermare un vivere secondo ragione.
dove ragione non è l'ordine razionale, ma la ragione, il perché dell'esistere. Come nel caso della manifestazione di legge, le sfere pubbliche diventano emozionali perché i discorsi e le argomentazioni che prendono forma al loro interno sono generate e modificate dalle emozioni che i soggetti provocano nel confronto con gli eventi e con gli altri. Parlo di sfere pubbliche emozionali proprio perché porose rispetto all'ingresso in essa degli stati d'animo dei soggetti che fanno sì che si continui a discutere, a incontrarsi, a capire e a proporre, con la furia e l'istinto emozionale che vengono modellati e cesellati dalle argomentazioni razionali. Quindi, il schema provvisorio è questo: argomentazione razionale, emozione provata individualmente, diventa condivisione delle emozioni, agire sociale collettivo, quindi modifica delle emozioni e quindi modifica delle argomentazioni. Il 15 dicembre 2013 il Comitato Ambientale Presilano, come con Consiglio Comunale Congiunto del Paese del Rovito, siamo agli inizi della Sila Cosentina, si incontrano cittadini e sindaci dei paesi confinanti per discutere del pericolo di una discarica che dovrebbe sorgere a Celico. In realtà a Celico esiste già un impianto di compostaggio creato negli anni 90. Il problema è che i cittadini temono che venga trasformato in discarica per accogliere rifiuti indifferenziati. Seguono da mesi voci allarmanti su presunti stoccaggi di rifiuti tossici da parte dell''ndrangheta in diversi siti calabresi. I cittadini della zona quindi si incontrano con gli amministratori e politici locali e con i giornalisti, militanti, membri delle associazioni ambientali. Ci si informa, si propongono soluzioni, si discute attraverso argomentazioni razionali e partecipazione emozionale di una questione di interesse collettivo, cioè la salute individuale e collettiva e la tutela del territorio. Non solo, si condividono testimonianze. Come racconta il blog Masciate, forti e dignitose le testimonianze di chi ha denunciato l'accorgersi della crescita del tumore nel circondario e dice di aver visto ruscelli che arrivano anneriti a valle e laghetti ricoperti e prosciugati con materiale di risulta. La partecipazione emozionale, unita alle argomentazioni razionali, nell'informare i presenti al Consiglio, porta a ulteriori incontri. La sfera pubblica si allarga e compie il suo dovere, permette ai partecipanti di prendere conoscenza dello stato delle cose. Quando la situazione precipita, con la comunicazione che l'impianto di compostaggio di Celico sarà usato temporaneamente, a dire dell'assessore regionale all'ambiente, come discarica, i cittadini membri della sfera pubblica agiscono. Nel febbraio 2014 si arriva a un presidio del sito individuato per la discarica. Da una parte si presidia il sito giorno e notte dall'altra continua l'opera di informazione e aggiornamento degli eventi, nonché il dialogo con e tra gli amministratori locali e regionali. Le emozioni giocano un ruolo preponderante nel diffondere la partecipazione al presidio e alle altre manifestazioni che vengono indette. Le emozioni dotano la sfera pubblica di una forza di coinvolgimento tale da personificarla, rendere l'agone vivo di discussione, confronto e ancora scontro. Prese di posizione che costringono il politico o l'amministratore di turno a rendere pubblico il dialogo e la trattativa, che in un'altra situazione sarebbe potuta rimanere riservata ai membri istituzionali. L'irruzione dei cittadini nella sfera pubblica fa sì che il piano progettato dalla istituzione Regione Calabria, con tante leggi approvate in Consiglio, debba scontrarsi con la presenza emozionale e l'argomentazione emozionale dei partecipanti al presidio e alle manifestazioni. Cittadini e membri delle istituzioni locali che impongono con emozioni e ragioni la necessità di tornare a discutere su quanto è già deciso. Allora, quando il presidio affronta e quanto appena detto si riassume nell'avvenimento del 21 febbraio, quando il presidio affronta circa 40 appartenenti alla forza dell'ordine inviati per annullare il presidio e permettere ai tiri di entrare in discarica con i rifiuti indifferenziati. Alle 9 del mattino, dei mezzi blindati della polizia ha portato fra le termopili di Celico circa 50 uomini equipaggiati per fronteggiare la guerriglia urbana. Davanti a loro però hanno trovato sindaci, donne, bambini, invalidi, tutti uniti, con le mani alzate, seduti e in piedi con le mani alzate, sapendo di schierarsi a tutela della salute pubblica. Nessuno ha arretrato di un millimetro. Impossibile notare il disagio di molti tutori dell'ordine e dover agire contro questa causa. Solo durante il lungo corso della mattinata viene trovato un primo punto di incontro. Membri qualificati del Comitato Presilano Ambientale hanno potuto verificare nel primo pomeriggio, insieme a un ufficiale della polizia scientifica, lo stato degli autotrasportatori di rifiuti, facendo lo stesso subito dopo con le vasche dell'impianto. Qualsiasi irregolarità riscontrata sarebbe stata trasmessa al capo procuratore di Cosenza, a patto che i camion a norma fossero fatti passare dal presidio. Era questo l'accordo. Risultato: dei 15 giorni ferrati in fila,
Dei 15 giganti ferrati in fila sulla superstrada, ne sono rimaste solo 2. Il blocco non si sposta almeno finché tutte le verifiche non vengono effettuate. Intanto la battaglia politica alla norma regionale approvata lunedì alla discarica si trasferisce in procura con esposti incrociati che arrivano dall'avvocatura delle associazioni amministrative e politiche. Ecco, questo è scritto piccolo, ora riprendo quello scritto in grande. Quando le persone in divisa iniziano a dialogare con i manifestanti, si comprende il ruolo dirimente della sfera pubblica e emozionale. I manifestanti resistenti di fronte all'arrivo delle forze dell'ordine, grazie alla condivisione di emozioni di solidarietà e empatia, per quello che si potrebbe definire un attentato alla salute pubblica, riescono a far ritornare il discorso su un piano di argomentazione razionale, tanto che il dirigente della polizia presente accetta il dialogo e trova insieme ai manifestanti un accordo per tutelare l'interesse collettivo. La domanda teorica che fa da controprova a quanto appena affermato è la seguente: senza partecipazione e condivisione emozionale il presidio di Celico sarebbe esistito e la sfera pubblica avrebbe potuto continuare a esistere inglobando al suo interno i discorsi che hanno avuto luogo nelle più alte sedi istituzionali regionali? Quello che conta è che grazie a una partecipazione emozionale collettiva la sfera pubblica ha favorito un superamento dello scontro e un ritorno all'argomentazione razionale, soddisfacente per entrambi i contendenti, il vaglio intersoggettivo habermasiano che vide nel compromesso. Ossia ha permesso di risolvere il problema di interesse collettivo creatosi. Lo risolve in duplice modalità. Momentaneamente, certo, perché i tir quel giorno non passano e le forze dell'ordine comprendono le motivazioni dei cittadini, facendo sì che le loro argomentazioni e proposte giungano ai livelli istituzionali più alti. Sul lungo periodo, invece, la questione strutturale dell'emergenza rifiuti in Calabria riproporrà la necessità di un nuovo quadro di scontro, quando al passare del tempo lo scemare delle emozioni condivise potrebbero funzionare sul braciere della sfera pubblica come acqua su fuoco. Quindi, facciamo un altro schema provvisorio. L'argomentazione razionale che diffonde informazioni e emozioni provate individualmente si trasformano in emozioni condivise, quindi l'argomentazione emozionale diventa una nuova argomentazione razionale e si trasforma in agire sociale, emozionale, razionale. Adesso ci sarebbe il paragrafo 4 di pagina 76, ma mi fermo perché poi ci sono tanti paragrafi e quando c'è niente. Ma riprendo dopo. Sono a pagina 76, ciao.